Tanto qui abbiamo il premio, lo leggo io? Allora, poi dopo naturalmente i premiati si avvicenderanno qui con delle loro interpretazioni. Intanto io dico a Eliano Calamaro e a Franco Piccolo, se la sentono, di farci un "ma se che penso", che lo cantiamo tutti insieme, fra poco, non subito. Non subito. Allora, attestato di Ligure Illustre 2024 e Cigno d'Argento, non è che ha un grande valore, ma è simbolico, a Cristina Bolla, imprenditrice. Prego. Dipende. Cristina Bolla è presidente di Genova Liguria Film Commission, imprenditrice nell'ambito della comunicazione e dell'organizzazione di eventi, direttrice di eventi di promozione turistica e responsabile di gruppi di progettazione. Da diversi anni è docente di marketing turistico e accoglienza turistica. Si occupa di progettazione per lo sviluppo economico del territorio ligure, della cultura e dell'enogastronomia. Si occupa di cineturismo ed è docente nell'ambito dei progetti audiovisivi. Collabora in progetti per la valorizzazione dell'artigianato artistico. È membro della commissione per l'internazionalizzazione delle Film Commission del MIBACT e del coordinamento delle Film Commission presso la direzione cinema del MIBACT. È stata membro di giuria dell'Oscar della pubblicità italiana Key Awards Milano. Si occupa della cura di progetti per il rilancio del territorio attraverso i progetti audiovisivi. Si è occupata di progetti di formazione e alfabetizzazione all'audiovisivo e collabora con il premio Pellico d'Oro per pellicola? Ah, qui c'è chi l'ha fatto questo errore, verrà punito, gravemente licenziato, paga doppio. Pellicola d'Oro, grazie, per la valorizzazione dei mestieri del cinema, di cui è un membro di giuria e relatrice durante gli eventi in occasione dei principali festival del cinema. Si occupa di attività di volontariato nell'ambito delle attività sportive e di progetti di socializzazione. Basta. Grazie e complimenti. Io inviterei alcuni dei nostri membri del direttivo a venire con noi qui, Giovanni Boltano, Anna Maria Campello, Luca Sessarego, e poi abbiamo Luisa Piccardo. Vieni Luisa. E abbiamo vicino a Luisa, chi è? Come non mi ricordo mai quello vicino a Luisa. Venga anche lei, dottore. Ecco qui. Allora consegno questo attestato a Cristina Bolla, che poi lo tengo un attimo, io fallo vedere, prego. Facciamo la foto, sì, facciamo la foto con tutti i nostri, prego. Se ho dimenticato qualcuno ve lo dite, Prego, Shasa Comodi Shobakan. Ecco, pronti, grazie, ci siamo tutti, penso di sì. Bene, allora loro signori consiglieri si possono riaccomodare e poi li richiamiamo dopo. Fate un po' di ginnastica. Prego Cristina, posso dirti a te o ci vuole del voi, Vossignoria? Prego. Tanto, prima di tutto voglio ringraziare tutte le associazioni liguri del mondo, perché insieme stiamo facendo tantissimi progetti e vi conosco da sempre, e conoscendo poi il Presidente Bendini so che c'è sempre qualcosa di nuovo da studiare, da inventarsi, e quindi ti ringrazio di questo, soprattutto per il grande impegno che hai dimostrato anche nel collaborare con noi, in particolar modo come Centro Studio Amadeo Peter Giannini. Ci hai fornito tanti contatti internazionali per poi fare interviste, insomma abbiamo realizzato un docufilm importante dove si parla proprio di questo gruppo di liguri che hanno realizzato, grazie all'impulso di Amadeo Peter Giannini, un'industria, quella della spazzatura, che ad oggi è una delle più importanti a livello americano, e quindi per noi è un grande onore
poter dire che la vostra associazione ci supporta sia nella selezione dei consulenti, perché stiamo crescendo sempre di più, anche sia come Film Commission ma anche come Centro Studi Giannini, per conoscere sempre più persone in giro per il mondo che ci testimoniano come noi siamo veramente un popolo importante. Io parlo siamo una razza particolare, perché ovunque vada in giro per il mondo trovo un ligure che ha un ruolo di prestigio, che ha avuto un grande slancio e soprattutto quello che noi chiamiamo vision, perché ovunque andiamo, in qualsiasi settore, troviamo dei liguri che ce l'hanno fatta ma che continuano a farcela, continuano a dare impulso. Per cui vi ringrazio poi il nostro Presidente di Regione, il nostro Sindaco, perché insieme abbiamo collaborato e continuiamo a farlo, e questo ci dà anche una speranza, perché ogni giorno c'è qualche novità in più e qualche slancio che noi vogliamo dare anche proprio sia come Film Commission che come Centro Studi Giannini, e ci sono tantissimi progetti che abbiamo in cantiere che poi vedrete svilupparsi, perché diciamo che la vision di Giannini ce l'abbiamo tutti noi, questo palco sicuramente, ma anche voi in sala, quindi sono veramente orgogliosa di questo premio che mi onora per due ragioni. Prima di tutto perché io nero una famiglia di persone che hanno conosciuto Giannini e che hanno fatto il grande viaggio per San Francisco, e quindi per me è importante avere questo collegamento continuo, e poi perché sono talmente legata al territorio e alla vostra associazione che voi sapete quanto mi faccia piacere questo premio. Grazie. Ora, per cortesia, sì, il gagliardetto, grazie Fabio Ceccarelli, questo è il gagliardetto, e poi consegniamo il cigno d'argento e chiedo ai nostri due personaggi qui intervenuti di consegnarlo insieme, come se si dessero la mano. Prego, portare Cignus Argenteus. Signus. No? Ce l'hai già? Chi gliel'ha dato? Io. Questo Presidente è un fenomeno, Ma quanti secondi ci dà ancora, Presidente? Allora, facciamo vedere il cigno. Te l'ha dato di nascosto, è pazzesco. Hai già fatto? Ma è pazzesco. Guarda in camera. Vabbè, dai. Abbiamo già premiato anche gli altri. Questa non me la dovevi fare. Chissà ancora. Va bene. Un applauso, dai. Ciao Cristina, ora ci vediamo. Bene, andiamo con il numero 2. No, dove? Sindaco, non puoi scappare. Presidente, non puoi fuggire. Quindi no, qui abbiamo un altro premio. Hai il cigno in mano, benissimo. Questo è Davide. Allora, un attimo. Ligure Illustre 2024 e cigno d'argento al tenore, la cui storia non ve la racconto perché ormai lo conoscono in tutto il mondo. Davide Piaggio. Ulede ciava, non dico perché poi di ma quelli del ciava, ulede ciava. Davide, sei un grande. Leggo due cose, vieni qui in mezzo, grazie. Davide Piaggio, tenore della provincia di Genova, ha studiato canto con il tenore Vincenzo Bello, perfezionandosi poi con il soprano Luisa Maragliano, che stasera non ha potuto venire. Vi saluta tutti. Grazie. Luisa Maragliano, e con il mezzo soprano Anna Maria Chiuri, con il quale si è esibito in concerto nel 2022 presso il Teatro Filarmonico di Verona. Si esibisce in tutto il mondo in concerti e opere, sempre da protagonista, numerose le recite di Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni, Madama Butterfly e Tosca di Giacomo Puccini, Pagliacci di Ruggero Leoncavallo, tutti. Rilevanti le esibizioni a Hong Kong, Macao, Osaka, San Diego in California. Nel 2020 comincia a collaborare con il Festival Puccini di Torre del Lago in differenti recital. Lo stesso anno assume il ruolo di direttore artistico del Festival Chiavari Lirica. Negli ultimi anni ha cantato in tutte le nazioni del Sud America. Prego, due parole e poi, se avete tempo, vi facciamo ascoltare Recondite Armonie. Com'è? Ce la fate a sentire? Prego. Questo è l'attestato. E quello è il cigno che il nostro presidente. Vai. Venite tutti i consiglieri che avevo chiamato prima. Prego per la foto. Prego. Anna Maria, vieni.
Vieni, venite tutti, che poi lo sapete com'è Bucci, O ti dice con 15 minuti, quando è scaso 15 se ne va. Ma dico 15 o le 15? Vanni. E Semu? Vieni. Ma lui è il vicepresidente della Palati Fini, o è quello che si occupa del pesto. Bene, che siamo tutti? Ci siamo tutti? Grazie, un applauso. Bene, ora io chiamerei un grande pianista, Denis Ippolito, ad accompagnare il nostro tenore in recondite armonie. Prego. Insiem confonde, ma nel ritrovo costei il mio solo pensiero, al mio solo pensiero sei tu. Grazie. Allora il terzo premiato della serata, Ligure Illustre 2024, Cigno d'Argento a Marco Raffa, giornalista, rievocatore, cultore delle tradizioni storiche della Liguria. Devo leggervi un attimo il curriculum, non leggo il curriculum, allora cosa leggo? Giornalista professionista, già corrispondente, poi cronista e vice capo servizio della Stampa e vice responsabile dell'edizione della Spezia del secolo XIX. Ha lavorato anche ad Avvenire e all'Ansa Liguria. Fin da giovanissimo si è occupato di rievocazione storica, entrando nel direttivo dei Sestrieri di Lavagna e fondando il gruppo di danza antica Le Grazie d'Amore. Va ben così, gentilmente l'ha accorciato di 2/3, ma comunque è qui. Prego. Ecco qui Bucci fa prestissimo. Questo è il Cigno d'Argento. Grazie, un applauso. Facciamo venire, sì, ora entrano, un momento, è una surprise. Allora intanto faccio venire qui i soliti di prima per la foto di gruppo, prego. Tanto vi fa bene perché ora arrivano i primi, vi fa bene un po' di moto, vi muovete, Luca non hai bisogno, ma va bene. Ecco, mettetevi tutti qui, vieni Campello, Boitan, poi non che scinatro, a Luisa non vuoi venire, dopo va bene. Vieni di Paolo, vieni. Quello signore lì, non mi ricordo il cognome, che abbiamo mica l'Alzheimer. Vieni sindaco, vieni qui. Ecco, vai. Pronti? Foto. Questo è Capitan Spaventa, Marco Raffa è quello che ha inventato e ha in qualche maniera rivitalizzato, dopo averlo inventato, un personaggio delle maschere
genovesi che non ce ne sono, e lui l'ha inventato e si chiama Capitan Spaventa. Lui, il filmato che in maniera molto umile e gentile, però non era il caso, semmai lo vediamo dopo, nel filmato si vede tutta la parata che ha fatto a New York il 12 ottobre con le vestizioni eccetera eccetera e col suo gruppo. Ci sono delle foto meravigliose che poi magari proietteremo. Quindi Marco Raffa è la figlia di Marco Raffa, che in questo momento ha un costume che è di Caterina Balbi Durazzo di Palazzo Reale. Caterina Balbi Durazzo di Palazzo Reale, e il cavaliere invece Dovrebbe essere Marcello Durazzo. Marcello Durazzo. Benissimo. Abbiamo una danza, se ci fanno partire. Ci fai partire la musica per la danza, per cortesia? Il grazie naturalmente a Mario, grazie ai Liguri nel Mondo, che conosciamo da tanti anni, che abbiamo salutato a New York già nel 92. Io devo salutare e ringraziare però altre due persone che non ci sono. Una è Elisabetta Zorzi, Maria Elisabetta Zorzi, che è un funzionario del Comune di Genova, che molti di voi conoscono e che è veramente stata preziosa per tutto quello che abbiamo fatto. Non la faccio lunga, poi magari se dopo abbiamo un minuto vediamo due foto, ma con calma, dopo aver mangiato, è un momento di relax. E l'altra persona che voglio ringraziare, di cui c'è qui una nipote, ma vedrete anche lei nelle foto, è l'autrice di quell'abito, non c'è più, è Fernanda Venturini, è una stilista, è stata una stilista, una sarta, ma soprattutto una grande amica, una persona che ha onorato tantissimo la Liguria, e quindi poi la potrete apprezzare. Grazie. Ok, grazie. Allora, c'è un piccolo fuori programma, perché questa sera sono state premiate 3 liguri del mondo eccellenti, e direi che questa sera c'è un'altra persona che vorremmo premiare, un ligure eccellente che fa anche il presidente, ovvero sia c'è un particolare segno e sign of appreciation per il nostro presidente, e che adesso glielo consegniamo, e vorrei che tutti quanti voi faceste un bel applauso perché se lo merita. Sì, leggi tu, leggo io. Leggo io. Ma è Belancia da leggi tu, ma leggo io. Una sintesi. È un premio che abbiamo voluto dare noi 4-5 collaboratori da anni del nostro presidente, del quale è inutile raccontarvi la sua vita perché ne ha fatte tante e di più. Vi posso solamente dire che è nato anni fa, non si sa quando, è laureato in ingegneria meccanica, ha fatto tantissime cose nel mondo dello spettacolo, della cultura, dello spettacolo e della politica. Tra queste cito le iniziative che ha avuto dall'83 al 93, dove è stato presidente dell'ente di decentramento culturale, creando Vivi Centro Storico per il recupero artistico e ambientale del centro antico di Genova, il cinema del Rosetto presso il Parco di Nervi, teatro di parola, ma non dimentichiamo le numerose serate musicali svolte nei palazzi storici e nelle ville del territorio ligure, grazie alle quali monumenti, palazzi d'epoca, fortificazioni sono stati valorizzati mediante l'illuminazione artistica. Ad esempio citiamo l'illuminazione della lanterna nell'85 per la prima volta nella nostra città, poi avanti, mi pare fine che sia diventato nel 2010 consigliere d'amministrazione del teatro Carlo Felice, e attualmente ne è consigliere di indirizzo. È socio fondatore dell'associazione Liguri del Mondo, di cui ad oggi ne è presidente internazionale. Innumerevoli e impossibili da citare le iniziative e gli eventi promossi e organizzati dall'associazione durante il periodo della sua presidenza, per cui crediamo che Mario Menini si sia ampiamente meritato gli attestati di stima che noi, più stretti collaboratori, abbiamo il piacere di consegnare. Fabio, Sharon, Daniela e Silvia. Bravo! Aspetta un attimo, fallo vedere a tutti. Consegno il cigno d'argento a Mario Menini, questa volta è veramente argento, se ci credete. Prego, tieni. Sei un desena. Bravo. Grazie Presidente.
mi confondo, ormai è un sindaco, presidente, non capisco più niente. Sì, vi ringrazio e sono molto emozionato perché non mi aspettavo questo colpo di teatro, però credo che qui i nostri amici vogliono cominciare a mangiare, perché se no che si siamo netti a fare. Venite con noi. Prego, facciamo la foto. Mettiti qui. Ecco, vieni Sharon, dai, tutti insieme, dai. Questa foto andrà sul Daily, com'è l'altro? Andrà su Washington Post. Ecco. Stiamo cercando il direttore, Grazie a tutti, bene. E ora ci siamo? Dai. E ora cantiamo. Vai, Franco Piccolo e Emiliano Partiu senza la palanca. Vieni. È stato un gran grazie. Questa è la sua piccola passo. La partiva senza Oleaneto permette di navanca e poi se ne poi un giorno torna se e fa se la passi di mezzo ora piccante qua cantino vi Abranja takayergui al soletto e dare naschena se le matti ma un figlio che diceva non pensa a cena o se ti che tornare tutti Cheese. Dite formaggio. Cioè no, sbagliato. Va bene, grazie. Grazie a tutti. Auguri a tutti. Avanti col tango, prego.